penso sia opportuno lavorare per la costruzione di questa risoluzione unitaria che appunto condanni quanto sta avvenendo in Ucraina. Mi sarebbe piaciuto anzi vedere anche il Presidente Zaia in quest'Aula ad unirsi ai consiglieri regionali del Veneto in questo sforzo comune per la pace. Perché credo che questo non sia più il tempo delle ambiguità, non sia più il tempo delle divisioni e dunque l'aggressione della Russia di Putin che colpisce la sovranità democratica, che colpisce l'integrità territoriale dell'Ucraina, va condannata fermamente. Un'aggressione che ha volutamente ignorato ogni sforzo diplomatico e negoziale che in tanti avevano provato a mettere in campo in queste settimane e che si pone in aperto contrasto con il diritto internazionale. Questa è la fotografia di ciò che sta accadendo in Europa e io credo non possano esserci giustificazioni. La Russia di Putin e qualche segnale di preoccupazione lo aveva già dato in tutti questi anni, ha oggettivamente riportato unilateralmente la guerra in Europa. E questo fatto cambia tutto, cambia le valutazioni di ciò che è stato prima e io credo debba anche cambiare la nostra impostazione per il dopo. Prima di tutto ci riporta alla necessità, all'urgenza di lavorare per la pace, non inteso come principio astratto, quasi buonista delle relazioni tra le persone. Ma quando io dico che ci riporta alla necessità di ricostruire la pace, lo dico per riprendere la nostra funzione politica nella costruzione di relazioni tra i popoli che siano diversi, al di là appunto della facile retorica. La guerra in Europa ci costringe a far prevalere la forza dell'unità attorno a principi fondamentali, abbandonando oggi la tentazione di distinguo e di ambiguità. L'unità che è stata trovata a livello nazionale sotto la presidenza Draghi, che in questi giorni alla Camera e al Senato ha chiesto al Parlamento un impegno comune, garantendo che l'Italia non si volterà dall'altra parte per perseguire la pace attraverso processi di accoglienza, attraverso il sostegno all'applicazione di sanzioni e delle attività diplomatiche, attraverso l'invio di armi al popolo ucraino.